Allora, cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Giuseppe Sbalchiero, Presidente Confartigianato. Grazie di essere qui con noi, Buongiorno a Presidente. tutti e grazie a voi. Allora, quante cose abbiamo da parlare insieme, dobbiamo fare un po' il punto della situazione e ce ne sono anche parecchie. Voi emergete dalla quarta convention regionale delle categorie che si è svolta pochi giorni fa, in cui si parla di una rivoluzione nell'ambito dell'artigianato, in quanto artigiani, tra virgolette, innovativi che usano queste nuove tecnologie e anche di nuove opportunità che possono emergere. Poi abbiamo il tema del lavoro, con il discorso della riforma di Renzi che comunque vi riguarda. Poi il fatto che tanti provvedimenti possono essere presi a vantaggio degli industriali che hanno un forte potere di pressione più che altro, ma gli artigiani, che poi sono una categoria estesissima, soprattutto nel nostro nord-est, a volte si sentono un po' trascurati, quindi capire anche voi come vivete questa situazione. E l'altro aspetto interessante su cui lei si è pronunciato proprio, se non erro ieri, è quello dell'energia. Che, sì, è un aspetto interessante, ma anche fa parte degli oneri importanti che gravano sulle aziende nel nostro territorio. Allora, vediamo di incominciare prima da qualche giorno fa dall'assemblea di categoria, insomma, capire che cosa ne è emerso, quali sono i punti cruciali. Beh, innanzitutto partiamo con un ragionamento che io sto riportando da qualche anno. Se riusciamo a reggere con un costo del lavoro più alto in Europa, con le imposte più alte in Europa, con il costo dell'energia più alto in Europa e con una burocrazia che ci massacra, togliamone due di queste e decolliamo. Quindi se siete riusciti a sopravvivere, chi è riuscito a sopravvivere fino a questo momento, cioè basta una piccola agevolazione, però la difficoltà si percepisce ancora, cioè non è che siamo... E la recente indagine che abbiamo fatto è pubblicata prima delle elezioni, che vedeva lo spostamento del gradimento del nostro mondo verso qualcuno, in particolare il Presidente del Consiglio, andava proprio verso questa direzione. Ormai non crediamo più a nessuno, c'è una figura che in qualche maniera ci dà della speranza, avanti sulla speranza. Ma noi l'abbiamo detto e fatto, poi c'è qualcuno che cavalca dopo, sempre dopo, perché non hanno il coraggio di mettersi in mostra prima, a dire ah siamo stati noi, siamo stati noi. Cioè noi non ricorriamo nessuno, perché non ha senso. Cerchiamo di essere reali, concreti, come lo siamo sempre, e guardiamo i fatti. Poi giudichiamo e conseguentemente anche prendiamo le nostre posizioni. Partiamo dall'incontro che abbiamo fatto come categoria a livello regionale. Si parla molto di nuova tecnologia 2.0, 4.0, 8.0 alla grande. Ormai il numero seguito dal punto e dallo zero spopola. Assolutamente sì. Noi cerchiamo di essere concreti. Cos'è che abbiamo presentato di vera innovazione in quell'ambito? Un esempio banale, se vogliamo, ma quanto la tecnologia può valorizzare la mano dell'artigiano. In che modo? Assolutamente sì. Attraverso un semplice scanner e la stampante tridimensionale. Cioè sono due oggetti importantissimi. Lo scanner cosa può servire? Abbiamo fatto la prova. Abbiamo scannerizzato un piede, in questo caso il mio, e da lì è nata la scarpa su misura. Un tempo l'artigiano faceva la scarpa su misura prendendo le misure. Assolutamente, è un lavoro anche molto impegnato. Però doveva essere o l'artigiano che si spostava verso il cliente o il cliente che si spostava verso l'artigiano, la bottega artigiana. Oggi non è più così. Lo scanner viene posizionato nei negozi di tutto il mondo. Da tutto il mondo arriva la persona che vuole la scarpa su misura made in. Quindi valorizzazione della produzione locale, in questo caso veneta. I dati vengono trasferiti attraverso le mail, l'elettronica, tutto quello che c'è a disposizione presso la bottega del nostro artigiano, e da lì comincia a costruire la scarpa. Non serve provarla, perché ha già tutto quello che serve per realizzarla, la realizza e la spedisce.
Affascinante. senza spostarsi. La stessa cosa è con la stampante 3D. La stampante 3D ti dà la dimensione esatta di quello della fotografia che tu hai. Ti realizza in anteprima, in scala, se vuoi, quello che tu vuoi realizzare. Stessa logica, stesso comportamento. Fai il disegno in Giappone, lo trasferisci e io ti faccio il prototipo. Lo puoi modificare. Può essere fatto anche per l'arredamento questo. Tutto, su qualsiasi tipo di settore. Spingere molto su questo settore per noi cosa significa? Allargare i mercati. Non serve aumentare l'azienda, perché uno dei problemi più importanti su cui si continua a dire le aziende italiane, soprattutto quelle venete, sono piccole. Infatti quello che sembra quasi un elemento. Ma non mi pare che le grandi aziende stiano avendo questi successi che tutti declamano. Perché se il successo è quello della Fiat di portare tutto all'estero, mi pare che in uno dei recenti incontri di Confindustria, anche a Padova, qualcuno hanno cominciato a dire fuori chi esce dall'Italia. Questo potrebbe essere una spinta, una motivazione, però noi abbiamo comunque dei costi che esistono, voi ve ne rendete conto, costi dovuti anche alla tassazione, poi possiamo affrontare anche questo capitolo, che in altri paesi si continua a parlarne, non ci sono, la difficoltà, parlavamo anche l'altro giorno con degli imprenditori, anche giovani, ad fare impresa, l'impresa in un giorno non esiste, ci vogliono mesi. Fantasia. Esatto, fantasia, ma costi oggettivi, anche oggi ho incontrato un imprenditore, tra l'altro settore artigiano, cioè diceva io per ampliare questo locale ho dovuto fare guerre e pagare, mentre prima era in mano, tra l'altro a dei cinesi, non pagavano, l'avevano dichiarato per una cifra minore, valore catastale, insomma tutta una serie di situazioni tali per cui ti senti scompensato. No? Il problema di fondo in Italia è uno solo. Siccome nessuno vuole assumersi responsabilità, scarica sempre sugli altri. L'imprenditore è un utente finale. Se vuoi un progetto per costruire qualcosa, negli Stati Uniti in 60 giorni hai tutto, massimo. In Italia 8 anni. Assolutamente sì. Dove vogliamo andare? Ecco, ma voi queste istanze le avete fatte più volte, ogni tornata elettorale, anche la scorsa mi ricordo. L'abbiamo fatta a livello nazionale, l'abbiamo fatta a livello regionale. E? Devo dire che in alcune partite la semplificazione ha già cominciato a dare qualche risultato. Ma ne cito due, di importantissime. Intanto abbiamo una quantità infinita di soggetti che sono abilitati a fare le ispezioni. Vogliamo renderlo unico? Impossibile, perché ognuno ha la sedia da difendere. È così. Non bastasse questo, poi ognuno di questi soggetti interpreta a suo uso e consumo le regole, al punto tale che all'interno della stessa Regione Veneto, all'interno della stessa ULSS, c'è chi interpreta in una maniera il provvedimento e chi la interpreta in un'altra. Io non voglio essere cattivo e pensare che ci sia un interesse specifico nel definire questi aspetti. Ma quando le cose sono evidenti, un po' di sospetto e di pensar male viene. Perché alla fine tutto questo si traduce in che cosa? In costi aggiuntivi che vanno a vantaggio di chi? Del prodotto A, dell'impresa B e della fattispecie C. È questo che ci fa pensare male. Se invece si fa una semplice norma e si obbligano tutti ad applicarla, è il caso del piano casa. Perché noi l'abbiamo fortemente voluto? Perché per una volta nella vita, tutti i cittadini del Veneto sanno che in qualsiasi comune vanno e hanno lo stesso trattamento. Non di serie A o di serie B. Non è questione di peculiarità da difendere, no. È questione che, visto che la firma non la mette più il sindaco con la Bassanini, ma la mette il dirigente,
il dirigente non vuole sporcarsi le mani, non firma niente, perché non si assume le proprie responsabilità, e questo diciamocelo con molta franchezza. Sì, sì, infatti. Quindi tutto quello che sta facendo Renzi sotto questo profilo va benissimo, e se il nostro mondo ha dato un momento di fiducia anche a questo tipo di innovazione, c'è un motivo. Poi realizzerà qualcosa, ce lo auguriamo tutti, perché se così non fosse... Assolutamente. Ecco, ma siccome il tema dell'innovazione e della rivoluzione che ci sta dietro è un tema di estrema attualità, è stato oggetto appunto del vostro incontro, c'è predisposizione da parte degli artigiani, e questo siccome lei è addetto ai lavori, però molte volte dal di fuori, anche da molti imprenditori, viene visto così con scetticismo, c'è predisposizione all'innovazione? Oppure c'è ancora, oppure la vita stessa dell'artigianato viene meno, viene snaturata, la natura stessa, dal momento in cui si introduce troppa tecnologia e si rischia anche una globalizzazione da questo punto di vista? Io porto sempre l'esempio di questi affari qua. Questi hanno cambiato il mondo, e 20 anni fa, e 20, anche 30 forse, le telefonate arrivavano in ufficio o a casa, e noi ci ricordavamo centinaia e centinaia di numeri telefonici dei nostri clienti, dei nostri fornitori, e quando si andava al telefono si sapeva già cosa fare. Durante il lavoro si lavorava. Sì. Oggi, con questi strumenti di tecnologia, perché questa è tecnologia, non solo una persona è reperibile in qualsiasi posto, anche magari quando disturbi. Sì. Perché corri il rischio di disturbare quando telefoni. Ma puoi trasmettere qualsiasi cosa, un preventivo lo fai anche qua, una commessa la fai anche qua, Certo. una risposta a un cliente la fai anche qua. Figuriamoci questo strumento portato in stati molto più avanzati, cosa può portare in termini di risultati. La domanda, e noi abbiamo una classe di artigiani che si sta ringiovanendo moltissimo, vuoi per il ricambio di generazione, vuoi perché molti vanno giustamente in pensione, vuoi perché tanti chiudono, vuoi perché tanti non ce la fanno più, quindi stanno aumentando i giovani. Le percentuali sono buone. Il giovane è molto più propenso allo strumento tecnologico che non una media età. Certo. Ancorché ormai tutti siamo nelle condizioni di usare questi strumenti. Io vedo moltissime persone anziane che usano il computer, l'iPad, il telefono, anche per giocare se vuoi. Sì, ma perché basta verificare che quando hai all'aeroporto vedi le persone che continuano a dialogare fra di loro o con lo strumento. È diventata una cosa praticabile, molto di più di prima. E c'è consapevolezza che è uno strumento che disturba, ma che può creare anche opportunità. Perché puoi raggiungere qualsiasi azienda, qualsiasi contatto, in qualsiasi momento. Noi abbiamo fatto una ricerca di quanti sono i nostri che utilizzano questo strumento. Ed è stata sorprendente. Perché intanto cominciamo a dire che il 90% ammette di conoscere lo strumento e di utilizzarlo, ovviamente non con tutte le conoscenze a pieno, ma lo utilizza. L'informatica, quindi sul PC, ormai la stragrande maggioranza è costretto ad averlo. E arriviamo anche all'ultimo strumento di legge, i POS. Questa è una sciocchezza inaudita. Perché? Perché portare all'esasperazione questo come contributo alla lotta all'evasione, cioè il pagamento con la carta di credito di tutto indiscriminatamente, insomma. Da 30 euro in su, esatto, da 100, sì. È una stupidità assoluta, perché non è così. Cioè vai a scovare il ladro di polli. Poi vediamo dove sono le vere evasioni, le vere elusioni. E non occorre che facciamo né nomi né citiamo nessuno, ma i fatti di questi ultimi 2 mesi sono eclatanti. Eclatanti, sì. E che qualcuno si interroghi sul caso che i propri imprenditori siano ancora all'interno,
Troppo tardi. Sì. Troppo tardi, perché nel frattempo si è ingenerato un sistema che ha impedito anche alle nostre aziende di poter lavorare. Sì, infatti. Perché c'erano privilegi sul costo della collettività. Quindi bene queste pulizie, ne abbiamo anche noi, sicuramente ce ne saranno anche di noi. Sì, infatti Non è un problema. Di fatto per adesso sono le grandi aziende che sono... Brava. E se allora dobbiamo crescere, visto che tutti si riempiono la bocca, no? Abbiamo visto le grandi trasformazioni delle grandi banche, quante preoccupazioni, quanti disguidi hanno creato e quante imprese sono state messe nelle condizioni quasi di chiudere, perché questi grandi assembramenti, questi grandi gruppi non rispondono alle esigenze non del rispondevano territorio. più perché perdevano il contatto con il territorio. Infatti, però di fatto siamo in questa realtà. Allora è inutile che questi grandi soloni continuino a predicare quando il mondo ci invidia per questa capacità di piccolo artigianato, di piccola impresa, di media impresa, sa relazionarsi con il mondo, col mercato globale. Allora smettiamola di continuare a dire fregnacce, perché alla fine solo fregnacce. Quali sono le grandi aziende che abbiamo in Italia? Sì, sono infatti, ma infatti Leni, sono aziende di altre Stato? dimensioni, però i provvedimenti che vengono presi a livello di legge, voi lo sapete bene, sono a vantaggio di queste grandissime realtà. Quello che si sta incentivando di fare è tutto il contrario di quello che voi andate a predicare da moltissimo tempo. Ancorché ci siano delle variazioni sul tema, a livello regionale moltissime, a livello nazionale io intravedo in questo atteggiamento del Presidente del Consiglio anche una voglia di rottura degli schemi che sono stati fatti fino ad oggi. Il fatto che lui partecipi a livello territoriale, non frequenti i livelli nazionali, è un segnale, non dico positivo o negativo, è un segnale diverso. Vale a dire, io voglio parlare con il mondo della rappresentanza, ma con il mondo. Non sono più convinto che chi siede a Roma da tanti anni sia il collettore vero delle richieste che partono dal territorio. Sotto questo profilo io le leggo positivamente. Delle richieste oneste che partono dal territorio, perché forse di altre magari anche. Ecco. Ma bisogna avere rispetto anche dei ruoli, certo. Non delle formalità, ma dei ruoli. Esiste una società che va cambiata, che va riformata, ma una società va riformata da un riformatore che prima di tutto riesce a modificare sostanzialmente lo Stato. Abbiamo detto prima burocrazia, quanti enti ispettivi, quanti controlli, e nessuno uguale all'altro. La vogliamo smettere? Oggi Renzi che bastona le banche e Banca d'Italia perché dice non date credito alle imprese. Sì, certo, assolutamente. Il credito non viene dato per decreto, ma va dato modificando le regole. Basilea è una lobby delle banche. Non è né l'Europa né i governi. Però intanto ci dettano le regole per la vostra sopravvivenza. Le loro regole. Esatto. Ed è qua che deve intervenire il governo. Ecco, io voglio affrontare questo tema qua, dove deve intervenire il governo, dove reputate che deve intervenire. E quindi dal punto di vista delle banche, finanziamenti, lei ha anche un ruolo importante per il settore finanziario, quindi è strategico, e il lavoro. Subito dopo la pubblicità riprendiamo il tema, tra poco.